Cari telespettatori, buona giornata. Un altro appuntamento con le meraviglie, con il turismo della regione del Veneto. È una prima regione in Italia per indotto turistico. Una regione tutta da scoprire, affascinante, che svela in ogni suo angolo qualcosa da scoprire e che può piacere a chiunque. Lo diciamo sempre. Quindi di volta in volta, di giorno in giorno, cerchiamo di aprirvi angoli piacevolissimi. Soprattutto anche per chi vive nella regione del Veneto, per chi ci segue dall'Emilia Romagna, dal Friuli, dal Lazio, dalla Campania, insomma vi stiamo svelando delle cose molto interessanti, ma anche per chi vive in Veneto tante volte non si muove o è abituato a frequentare sempre le solite località e noi cerchiamo di aprirvi a cambiare, a spostarsi senza far tanti chilometri, quindi senza spendere troppo di carburante, per carità, ma c'è tanto da vedere proprio stando nel nostro territorio e quindi sono opportunità per le vacanze, per i weekend, per una giornata di svago, di divertimento, di piacere e di grandissimo interesse, quindi accrescimento anche culturale. E questo è l'appuntamento che noi dedichiamo al Delta del Po. C'è tanto da scoprire nella parte della regione del Veneto e alle nostre spiagge. È una regione che fortunatamente dà sul mare. Protagonisti odierni qui con noi in studio. Abbiamo il piacere di avere Stefano Pregnolato, presidente consorzio turistico CAR del Po e quindi Venice Beaches, che rappresenta un po' le spiagge del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Poi abbiamo Manrico Pedrina, presidente del consorzio turistico Caorle e Venezia Orientale. Grazie anche a lei. Salve. Renato Cattai, consigliere del Consorzio di Promozione Turistica di Jesolo. Buongiorno. E quindi ci portiamo anche nella zona di Jesolo. Io direi di incominciare un po' in generale, di inquadrare la situazione delle nostre spiagge. È una stagione che si è aperta un po' più tardi quest'anno, però io direi che è sfruttabile proprio per i benefici del mare alla salute. 365 giorni all'anno, pioggia permettendo, ma insomma dà delle grosse opportunità anche per le passeggiate, per rilassarsi. Adesso poi la stagione finalmente si è aperta e quindi ancora di più. Vediamo un po' di fare una panoramica generale di tutti i territori. Ma noi abbiamo una grande fortuna, praticamente la costa veneta è 120 km, rappresenta 120 km di spiagge a partire dal tagliamento proprio al fiume Po. A partire da Bibione, Caorle, Jesolo, Cavallino, Sottomarina, Chioggia e poi le spiagge del parco del Delta del Po. Naturalmente non dimentichiamo il Lido di Venezia, che fa parte della bellissima isola che poi ci rappresenta un attimo anche come brand Venice Beaches in tutto il mondo, dove andiamo a promuovere questo contenitore che appunto mette a disposizione di tutti coloro che vogliono frequentare le spiagge del Veneto e tanti che già le conoscono, sono fidelizzati e le amano, un'offerta sicuramente unica nel suo genere. Ecco, tra l'altro ricordiamolo perché magari molti, parlando con diverse persone, non hanno presente, ma gli Jesolo ci sono acque balneabili bellissime tra l'altro. Gli Jesolo, stavo dicendo, il Lido di Venezia offre un'ottima opportunità. Sì, il Lido di Venezia sicuramente è collegato anche a Chioggia e Sottomarina, ha dei punti dove ci sono dei punti d'acqua che sono veramente eccezionali. Le Tegnue sono una di quelle, per esempio, dove che addirittura molti vanno a fare anche corsi di immersione e tanti vanno poi anche appunto per nuotare in un'acqua che sembra quasi verosimile che possa essere in una zona del mare Adriatico come la nostra. Allora, noi tanto continuiamo a vedere queste immagini che comunque ci fanno entrare in realtà molto affascinanti. Vediamo quali sono le spiagge che voi rappresentate, quindi elenchiamole tutte a partire dalla zona naturalmente a sud, quindi del Delta, ci dica lei. Sì, ma partendo appunto dal Delta e quindi da dove appunto sfocia il fiume Po, abbiamo la spiaggia di Baricata che si trova nel comune di Porto Tolle. E dopo abbiamo la spiaggia di Rosolina, le spiagge di Rosolina Mare, dove che anche lì appunto arenili profondi, spiagge molto lunghe, sabbia dorata e con tanti bei servizi. E poi abbiamo l'isola di Albarella che naturalmente noi ci teniamo a dire un po' che è la perla dell'Adriatico proprio per la sua esclusività e tutto ciò che offre in termini di servizi, sport, relax, e naturalmente bellissime spiagge ben attrezzate, per poi spostarci sulle spiagge di Chioggia e di Sottomarina, dove che appunto conosciamo benissimo il lungomare di Sottomarina e tutte le sue spiagge con tutti i servizi che offre, per poi naturalmente risalendo troviamo le spiagge del Cavallino che sono delle spiagge dove sorgono dei bellissimi resort, io non li voglio neanche più chiamare campeggi perché sono dei
dei resort ad un livello certificatissimi proprio per il tedesco DROC, ma per l'italiano che con un piano ambientale fatto ormai da tempo, direi in maniera eccezionale. Alcuni hanno dei parchi acquatici all'interno che sono invidiati a livello pubblico, e poi naturalmente arriviamo a Jesolo, ma lasceremo parlare il collega dopo. Infatti dove che sappiamo benissimo Jesolo, noi la definiamo anche quando andiamo in giro per il mondo la Miami Beach italiana, proprio per come sorge, per com'è, per la sua vita, per il suo divertimento, ma anche per i suoi momenti e per i suoi spazi di relax che offre, e poi per i parchi acquatici, che ha dei parchi acquatici che ci sono invidiati a livello, direi, internazionale ormai. Poi ci spostiamo a Caorle, dove appunto Caorle è famosissima per la sua tipicità, per i suoi borghi, per quella sua rappresentatività artistica anche che ha, no? Nella sua architettura e quant'altro con cui si presenta. Borgo di pescatori, anche Caorle. Infatti è un paesino in sé per sé che merita essere visitato. È un paesino, sembra vivere Caorle. Io quando ci vado, qua c'è poi il collega lo dirà, vivere è un po' come è una favola, perché è un posto veramente accogliente, veramente bello. E poi naturalmente si arriva a Bibione che è una bellissima e grande località, anche lei con arenili molto profondi, naturalmente dove si fa tanto attività sportiva, tante piste ciclabili, tanto bike, tanta attività sportiva, e naturalmente anche lei con tanta ricettività data da alberghi, molti appartamenti, e questo è quello su cui appunto Bibione si sostiene. E allora adesso passiamo invece, quindi andiamo a vedere nel dettaglio che cos'altro ci offre, e poi parleremo anche di altre caratteristiche. Partiamo a questo punto dal Veneto, la Venezia orientale, e quali sono un po' le peculiarità per questa stagione? E cosa vi prospettate anche? Che cosa? È chiaro che sarà una stagione difficile, perché difficile è il momento economico che sta vivendo tutto il Paese, ed è chiaro che anche la vacanza soffrirà un attimino di questi problemi, di queste problematiche, specialmente per quanto riguarda i flussi che arrivano proprio dall'interno. Ecco, però dall'estero compensate, no? Sì, si compensa dall'estero, però io ho accolto piacevolmente la sua richiesta che ha fatto appunto ai veneti e agli italiani in genere, di dire facciamo anche le vacanze tra virgolette a chilometri zero, nel senso, in un momento difficile è facile raggiungere le nostre spiagge, è facile raggiungere località come le nostre, come Caorle, dove tra l'altro possiamo trovare in questo momento, grazie anche allo sforzo degli operatori, delle vacanze che non sono con un livello di servizio assolutamente eccellente, ma anche che vanno incontro alle tasche di tutti quanti, perché si possono trovare soluzioni effettivamente alla portata di tutti. Quindi ecco, il messaggio forte secondo me è questo, anche per i veneti e per gli italiani: andiamo a fare le vacanze in Veneto e nelle spiagge che noi rappresentiamo. E allora, passando a Jesolo, che cosa offre Jesolo, lo ricordiamo, e anche se ci sono novità per quanto riguarda la viabilità, perché diciamo che non è stata deserta anche in questi ultimi weekend, c'è stato qualche piccolo problemino di traffico, ma ci sono delle prospettive interessanti, no? Sì, il consorzio di promozione turistica che io rappresento comprende Jesolo ed Eraclea Mare. Che sono due località straordinarie, adatte per i giovani soprattutto. Perfetto, diciamo. Sono località che spaziano un po' in tutte le fasce di età, quindi possono essere delle spiagge adatte alle famiglie con bambini, perché le peculiarità delle nostre zone sono quelle di non avere strade da attraversare, quindi dagli alberghi, che sono effettivamente fronte mare, cioè uno scende dagli scalini, va direttamente sulla sabbia e non ha il problema che il bambino possa perdersi o essere investito o avere questo tipo di rischi. La macchina e si rilassa. Sì, esatto, da noi arrivano, lasciano le macchine e le toccano, le riprendono poi quando devono ritornare a casa. Diciamo che quest'anno abbiamo avuto delle importanti modifiche a livello viabile, è stato inaugurato il sottopasso che collega Cavallino, quindi bypassando quello che poteva essere un cono di bottiglia. Questo è molto interessante da ricordare. Anche se ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere,
esplodere, però diciamo che questo tipo di nuova viabilità ha fatto sì che non si formassero più una serie di code infinite che tradizionalmente al momento dell'arrivo all'ingresso di Jesolo sistematicamente uno trovava. Jesolo offre di tutto, perché dal mare all'aria aperta, allo sport, alla laguna, alla pesca, allo snorkeling, parlavamo appunto delle tegnue prima, ci sono delle gite organizzate che portano a vedere questo bellissimo panorama sottomarino che si è formato al largo delle nostre coste, e Acqualandia, che è il parco numero 1 a livello europeo. Ecco, ci sono anche parchi proprio sì, per parco lo svago, acquatico, esatto, abbiamo Jesolandia, giochi, parlavamo quest'anno con l'assessore al turismo, è in programma anche una ruota panoramica di 45 metri, una cosa che dovrebbe offrire un panorama di tutta la laguna in una forma unica, diciamo, nel nostro genere. Tanto noi stiamo vedendo anche le tegnue che meritano veramente, per comprendere cosa c'è sotto il pelo dell'acqua in certe zone, cosa si cela, sembra di essere quasi nel Mar Rosso, eppure è nei nostri mari. Sì, prego, esatto. prego, continui pure. Diciamo che addirittura ci sono richieste da parte di enti oppure di associazioni di subacquei che cercano di avere altre zone di ripopolamento ettico da poter visitare, quindi creare delle zone per poter fare pesca subacquea o quantomeno visite subacquee coordinate e organizzate da questi gruppi con un costo minimo e con delle escursioni che sono quotidiane, ad ogni ora, diciamo, si riesce a gestire un po' la cosa. Jesolo è il divertimento, conosciuto molti anche per il divertimento notturno, rimane, mantiene questi primati, continua a presentare. Non ci sono più le 30-35 discoteche, perché i tempi sono cambiati, le forse erano un po' invasive, dei giovani, sì, esatto, sono un po' diverse, però diciamo la sostituzione delle discoteche è stata fatta con dei bar per all'ora dello spritz, cioè nei chioschi in spiaggia, diciamo. È anche più confacente a una vacanza, sì, esatto. anche per le famiglie, un po' per tutti i gusti, no? Senza necessariamente, anche nella riviera stessa romagnola, che era famosa per questi locali eccetera, è venuta meno questa moda sfrenata, no? Con il tempo. Sì, diciamo che loro sono stati forse un po' penalizzati anche perché hanno puntato esclusivamente in questo tipo di divertimento. Diciamo che la diversificazione, quello che sta offrendo anche il panorama turistico europeo, se non mondiale, è proprio quello di dare l'alternativa a quello che può essere il locale notturno, perché il divertimento non deve essere esclusivamente dall'1 di notte fino alle 6 del mattino, ma deve partire, diciamo, dalle 4 del pomeriggio con lo spritz, andare quindi con l'aperitivo, quindi con la pizzeria, quindi con il locale notturno che conclude la serata e altrimenti la uno la spiaggia non la gode neanche più, perché bene o male qualche oretta dovrà pur dormire, no? Ecco. Portiamoci nuovamente ritorniamo un po' più nella zona di Venezia orientale. Quali sono altre caratteristiche che possiamo ricordare? Ma in effetti, come si diceva prima, le spiagge del Veneto hanno appunto diverse particolarità e peculiarità. Cioè ognuna ha le sue, questo è bene ricordarlo. Esatto, cioè quindi noi appunto ci muoviamo come un brand unico, ma per far capire che però ci sono 6 diversi tipi di destinazione. Per quanto riguarda Caorle, chiaramente delle spiagge del Veneto è l'unica spiaggia che ha un centro storico, che ha più di 1500 anni di storia, quindi per noi è fondamentale avere sì, chiaramente in primis sole, spiaggia e mare, perché di questo chiaramente vogliono i nostri turisti, però accanto a questo abbiamo una città viva 12 mesi l'anno, abbiamo una città che punta molto sulla storia, sulla cultura, sull'arte e sulla gastronomia, visto che tra l'altro la nostra ristorazione ha e propone dei piatti che sono assolutamente della tradizione veneta e che hanno radici millenarie. Ed è una città aperta 12 mesi l'anno, quindi proponiamo anche una vacanza o delle escursioni anche nel periodo appunto fuori stagione o invernale. Lei deve pensare che
In pieno inverno a Caorle comunque ci sono perlomeno 150 attività di commercio, di pubblico esercizio, di ristorazione aperte e ci sono 15 alberghi aperti tutto l'anno. Quindi questo significa puntare anche su una vacanza o comunque su un fine settimana che possa venire incontro alle esigenze di chi magari non viene a trovarci d'estate ma può venire a trovarci anche nelle altre stagioni. Questo è molto molto importante. C'è qualche bandierina che è stata puntata nelle nostre spiagge, visto che sono state censite nuovamente tutte? Che cosa possiamo dire per quanto riguarda le nostre acque? Cosa possiamo dire? Ma per quanto riguarda le nostre acque abbiamo tutti gli anni avuto la fortuna di avere dei riconoscimenti, presumo che anche quest'anno ci siano stati. E dopo ricordiamo che tra l'altro questo è comprensivo di tutta una serie di servizi, perché non è soltanto la spiaggia sé per sé, madre natura, che provvede, però è tutta una serie di situazioni e di servizi che danno adito a un certo tipo di riconoscimento, per cui vuol dire avere delle prestazioni che siano anche continuamente aggiornate per il turista. No? Ma infatti ci sono delle certificazioni tipo EMAS, sono altre che vengono date alle spiagge proprio per la qualità dei servizi che vengono dati ai clienti. Ripeto, soprattutto ormai tutte le zone di balneazione delle nostre spiagge sono tutte ad un livello, io direi, eccellente. Per quanto riguarda il servizio di spiaggia, per quanto riguarda la sicurezza. A livello di sicurezza credo che le nostre spiagge siano tra le spiagge più attrezzate che ci siano in Italia in questo momento. Abbiamo pronto soccorso, abbiamo qualsiasi tipo di attività, abbiamo dei bagnini che sono qualificati in maniera, anche qualche giorno fa ci sono stati anche delle parti appunto di Esolo, Caorle, dei salvataggi importanti proprio perché c'è l'attenzione a, diciamo che anche il turista straniero ci ha sempre riconosciuto questo, ha sempre riconosciuto la sicurezza che si trova nelle nostre spiagge, tenendo conto anche a livello geologico come sono le nostre spiagge. Noi abbiamo una spiaggia digradante che è sicura, non siamo come in altre località che il bambino se lo perdi di mano fa 2 metri e ti va giù. Da noi tu sei lì tranquillo sul tuo bagnasciuga che ti stai rilassando e quant'altro, il bambino ce l'hai lì in 30-40 centimetri di sabbia che sta giocando ed è in sicurezza, perché prima che vada a trovare acque profonde insomma deve fare un po' di metri, e questo è un vantaggio per chi vive soprattutto di un turismo abbastanza importante dato di famiglie. Assolutamente. Ecco, questa è un po' la realtà che noi abbiamo e che naturalmente ci viene riconosciuta, soprattutto è questa qua. E poi da tutti i servizi che abbiamo detto, da noi vieni, trovi ristoranti di ottima qualità, locali di ottima qualità, abbiamo alberghi che ormai ci sono stati investimenti molto molto importanti. Ma sì, ci sono stati vari, soprattutto faccio un esempio, adesso noi ad Albarella è stato inaugurato proprio 15 giorni fa il nuovo Hotel Caponord, è stato fatto un hotel nuovo di zecca, si può dire, e con 64 stanze, con 12 super suite, perché si può definire super suite, insomma ha una capacità di 200 posti letto in riva al mare praticamente, che si affaccia sul mare, dove che ha praticamente dato un impulso molto importante a quello che è la ricettività sia locale dell'isola di Albarella, ma però importante per tutto quello che è l'offerta veneta. Quindi appunto anche dare un'immagine, perché tante volte c'è ancora la concezione che Albarella è un po' un'isola chiusa, esclusiva per chi ha la residenza, chi aveva acquistato o preso la residenza lì. In realtà c'è questa grande possibilità sia di appartamenti in affitto che ovviamente l'isola di Albarella è un'isola turistica, è fatta da una parte di residenti e proprietari e da una parte di una società che naturalmente fa il tour operator, di conseguenza è accessibile a chiunque voglia farsi una vacanza di una settimana, voglia farsi un weekend. Ripeto, ci sono gli alberghi, praticamente con questo qua che è stato fatto nuovo ce ne sono 2, sono tutti e 2 rinnovati, tutti e 2 4 stelle superior, ripeto con tutti i comfort possibili, i prezzi naturalmente accessibili, ricordando sempre però che sei in un posto abbastanza esclusivo, per cui bisogna anche riconoscere questo. Parlavamo di sicurezza prima, Albarella vuol dire non avere nessuno oltre a chi è naturalmente in possesso del pass per entrare. Questo cosa vuol dire? Che non ci possono essere interferenze esterne magari di persone che magari in un posto pubblico qualunque possono avere
Si gira in bicicletta, si gira in golf car, le macchine devono rigorosamente andare a 30 all'ora e possibilmente arrivare a parcheggiare, devono andare e poi continuare, per cui anche i bambini stessi li vedi, bambini di 5, 6, 7 anni che girano in bicicletta da soli, tranquilli, senza avere nessun problema. Un servizio di vigilanza molto importante, ma non a spot, ma praticamente ogni incrocio praticamente c'è un responsabile della vigilanza che controlla il traffico, che controlla che tutto sia a posto, per cui ce n'è sufficienza. La interrompo un attimo, poi torniamo su questi discorsi e vedremo anche altre immagini. Continueremo col discorso del Delta del Po, perché poi naturalmente oltre alla spiaggia c'è possibilità di vedere anche la zona del Delta del Po, con un parco straordinario da non trascurare, dove si possono fare delle bellissime gite anche in bicicletta, a cavallo, a piedi, insomma si può anche scoprire anche lungo proprio la foce stessa del Po nella parte veneta, che è molto molto bella, e poi perché no, concedersi anche un bellissimo relax al mare. Insomma c'è un po' di tutto, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra pochissimi secondi. Dicevamo che tra l'altro la cosa molto estremamente piacevole è che qualora una persona non volesse stare tutto il giorno in spiaggia perché magari si stanca, eccetera, sta mezza giornata in spiaggia, o la giornata magari non lo consente, si può fare delle bellissime escursioni, delle belle passeggiate, qualcosa di alternativo, andare a mangiare il pesce. Sono specializzati anche nel Delta del Po, poi ci sposteremo anche a Chioggia e quant'altro, tutte le altre località. Delta del Po, piccolo capitolo, vediamo che cosa c'è, perché tante volte non lo si conosce veramente, è una zona diciamo un po' più interna, spostata, vicinissima ma straordinaria, affascinante. Allora, il parco del Delta del Po è praticamente il confine con la vicina Emilia-Romagna. Il parco del Delta del Po è praticamente una zona umida, la più grande d'Europa. La Camargue è partita molti anni prima di noi, ma non ha l'estensione che ha oggi, che ha il nostro parco. Il parco del Delta del Po è divenuto fondamentale anche per i turisti che vengono a fare le vacanze al mare dai nostri parchi, proprio perché durante queste vacanze vanno tutti a fare un'escursione nel parco proprio per vedere tutte quelle che sono le sue bellezze. In questo momento qua abbiamo una colonia di fenicotteri rosa, che è qualcosa di eccezionale, non so se nelle immagini magari riusciamo a vederle. Che sono bellissimi, quindi tutti una volta almeno durante la loro vacanza vengono a fare delle riprese o a fare delle fotografie per vedere lungo le valli questa colonia di questi bellissimi Poi si può andare uccelli. Anche, come si vedeva nell'immagine all'inizio, in canoa, a fare un percorso anche in canoa, oltre che naturalmente con le imbarcazioni attrezzate. Naturalmente vengono offerte delle escursioni a cavallo, escursioni a canoa, gite in barca per andare a vedere i posti più particolari del parco del Delta del Po. Sono delle oasi faunistiche eccezionali, no? Ci sono delle oasi faunistiche eccezionali, poi naturalmente ci sono tutti i borghi dei pescatori, dove che naturalmente si va anche a vedere queste cose particolari che in grandi città che non si vedono ormai proprio. Non si vedono più. Naturalmente poi il Parco del Po offre una ricettività che è anche portata per quelli che poi alla fine fanno una vacanza data da natura e anche ecco qua le biciclette, le escursioni in bicicletta, a cavallo. Il bike è uno dei prodotti più importanti che vengono fatti nel Delta del Po. Abbiamo migliaia e migliaia di cicloturisti che vengono sul nostro territorio proprio per fare delle escursioni e delle bellissime passeggiate in bicicletta. Poi naturalmente abbiamo una offerta gastronomica eccellente. Abbiamo naturalmente ristoranti dove si va a mangiare il pesce che è stato praticamente pescato alla notte, acquistato il mattino, portato, addirittura li portano ormai direttamente nei ristoranti perché i pescatori sono convenzionati con i ristoratori, di conseguenza si mangia. C'è il pesce fresco. C'è il famoso, come parlava il collega prima, il famoso pesce a chilometro zero, cioè nel senso che non è che il pesce che arriva è il pesce che viene pescato lì, per cui anche il weekend, ma questo anche durante fuori stagione, tutto quanto, è difficile a volte trovare posto per mangiare nei ristoranti giù nel parco del Delta del Po. E quindi prenotare prima. Ecco, e dopo abbiamo dei bellissimi agriturismo di charme,
dove che molti stranieri negli ultimi anni vengono... Che non è Sharm el Sheikh. No, sono i classici, le chicche, degli alberghi piccoli. Esatto, dove hanno anche della storia, dove, ripeto, molti stranieri ormai da anni li frequentano, e naturalmente poi passano anche qualche giornata nelle spiagge del Parco del Po, che sono delle spiagge bellissime, incontaminate, dove che è veramente, quando si parla di turismo naturalistico, lì veramente trovi il turismo naturale, trovi proprio la natura che ti avvolge, la natura proprio che sfocia sul mare. Cioè, è qualcosa di veramente emozionante, veramente bello, di veramente unico. Infatti poi c'è stato anche il ripristino di certe aree che hanno ripreso anche il loro stato che era originario, no? Quindi anche questo diciamo molto che è stato fatto il possibile per conservarlo. Ecco, e fino in questo momento qua ci stiamo riuscendo. Perfetto, spostiamoci allora, lasciamo quindi il Delta del Po e affrontiamo un capitolo che è interessante, poi ci parleremo ancora naturalmente di altre caratteristiche delle nostre spiagge, la sicurezza. Sì, abbiamo accennato anche diciamo prima. che la vacanza è fatta fondamentalmente da due elementi, l'emozione e la sicurezza. Cioè io vado in vacanza per emozionarmi, per staccare la spina e per essere in un posto che mi dà sicurezza, mi dà tranquillità. Voglio rilassarmi. Esatto. Per me, per la mia famiglia e per i miei cari. Diciamo che la differenza delle spiagge venete rispetto a tanti altri posti offre proprio queste particolarità. Noi per prendere in mano il discorso sicurezza la settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza stampa come spiaggia etica, abbiamo intitolato Jesolo spiaggia etica. Cosa vuol dire? Perché praticamente la spiaggia di Jesolo è formata di circa una trentina di consorzi che gestiscono circa 300 metri di arenile, ognuno confina con l'altro. Ogni consorzio di spiaggia è dotato di sedia job, almeno una se non due sedie job. Le sedie job sono delle sedie particolari che sono state fatte per i portatori di handicap, per chi ha problemi di mobilità. Sappiamo benissimo, oppure magari tanti non lo sanno, che chi ha problemi di tetraplegia o paraplegia non ha sudorazione, quindi mettendosi in spiaggia hanno anche problemi di raffreddare il corpo. In certe situazioni, non potendo raggiungere l'acqua, quindi quell'elemento che gli permette di abbassare la temperatura corporea, hanno una serie di problemi fisici. Alla sera magari uno si ritrova con la febbre a 39 senza nessuna motivazione. Con queste sedie job c'è la possibilità di accompagnare la persona disabile direttamente in acqua e quindi creare questo elemento di congiunzione tra la spiaggia e l'acqua che gli permette di fare una vacanza in piena serenità. Io voglio puntualizzare anche un altro elemento, parlavamo prima di bandiere blu. La bandiera blu è fondamentale per il discorso balneabilità, per il discorso servizi. Tanti non lo sanno e mi dispiace passi in secondo piano perché tante spiagge del Veneto, Jesolo, come Lido di Venezia, come altre spiagge, hanno avuto, sono state classificate nella bandiera verde. La bandiera verde, spiego che cos'è, è un plus che viene dato da un pool di 150 medici pediatrici italiani per tutta una serie di elementi, accessori, oltre al fatto dell'acqua e della sabbia, per chi ha dei bambini, quindi la qualità dell'acqua, la qualità della sabbia, cioè non dimentichiamo che attualmente i bambini hanno problemi di allergie, hanno problemi di incompatibilità con certi elementi naturali. Questo studio fatto da questi medici pediatrici ha fatto sì che vengono identificate delle zone, quindi ok la bandiera blu perché mi dà una panoramica generale di tutto. Però la bandiera che mi permette, cioè o quell'elemento che mi permette di focalizzare la spiaggia adatta al bambino piccolo, all'infante oppure al bambino di 5, 6 anni, 10 anni, ben venga perché
dà un valore aggiunto, diciamo, a quello che è la nostra offerta turistica. No, assolutamente, molto molto importante, Sì, ma anche molto. quello che ha detto per i disabili, perché sappiamo che poi ci sono anche molti che ci seguono e quando abbiamo parlato della montagna, abbiamo accennato a questo fatto, ha avuto un grossissimo riscontro. Il fatto che anche le spiagge siano attrezzate in questo senso è determinante. Noi abbiamo per esempio le nostre altane dei bagnini, perché tante volte si fa il paragone con le spiagge del Veneto, le spiagge delle altre parti d'Italia. Noi ricordiamo che le foto che vediamo di Rimini, Riccione oppure della Versilia invece che della Sicilia, si vedono i bagnini di salvataggio col pattino a remi o cose del genere. Noi, signori, è 20 anni che abbiamo le barche a motore ad idrogetto per avere un intervento immediato. Da noi l'annegamento può succedere perché, per carità, c'è tanta gente, facciamo milioni di presenze, però diciamo, se noi calcoliamo le persone che perdono la vita e quelle che vengono salvate quotidianamente, non c'è rapporto. La settimana scorsa addirittura noi abbiamo le altane dei bagnini che sono dotate quasi tutte di defibrillatore. Ne abbiamo presi altri 4 o 5, sono stati regalati, cioè sono stati omaggiati, diciamo, dall'associazione albergatori dei giovani albergatori di Jesolo con un contributo per ogni albergo di €1. Abbiamo acquistato queste sedie per portatori d'handicap e abbiamo acquistato dei defibrillatori che vanno ad integrare un'offerta. Assolutamente. La settimana scorsa sono state salvate 2 persone perché c'era il defibrillatore a portata di mano, cioè persone che quando vengono in vacanza dalle nostre parti e questo tipo di offerta, questo tipo di servizio che viene dato non è una cosa, adesso io parlo per Jesolo perché conosco benissimo la realtà di Jesolo, però so che è molto diffusa e anche i colleghi delle spiagge limitrofi, quindi della nostra costa veneta, si stanno attrezzando con questo tipo di servizio. Questo è importante perché ci sono molte persone, abbiamo parlato anche giovani per carità, però anche persone anziane che hanno problemi di salute, che molte volte non si fidano a spostarsi perché le strutture di soccorso ospedaliero o quant'altro di pronto intervento non sono magari presenti in modo capillare. In questo caso qua possiamo già tranquillizzare che invece assolutamente c'è un'attività di immediato intervento e anche strutturata sulla spiaggia. Tra l'altro la settimana scorsa, quando abbiamo fatto la consegna, quando abbiamo ricevuto in consegna queste attrezzature, ha voluto essere presente, quindi essere lui il portavoce da parte dell'ente politico del presidente dottor Zaia, quindi ha enfatizzato anche questo tipo di iniziativa perché senz'altro porta un plus, un valore aggiunto a quello che è la nostra offerta turistica. Perfetto. Ricordiamo poi, tra l'altro, poi ne parleremo ancora di altre spiagge, poi andiamo in pubblicità, c'è la zona di Chioggia Sottomarina, conosciutissima anche perché magari vicino alle città di Padova, Venezia, anche in giornata c'è la classica domenica al mare o così 2 giorni, ma anche per periodi prolungati, adattissima tra l'altro soprattutto ai bambini per problemi respiratori, perché è un'area particolarmente iodata, tra l'altro la sabbia anche ha questa capacità particolare di riflettere la luce del sole, è tale che per cui è famosissima per questa bronzatura modello montagna, che in realtà comunque con le dovute precauzioni e protezioni fa bene anche alla salute e rinforza le ossa, la calcificazione delle ossa, quindi con la somministrazione di vitamina D. E poi dietro naturalmente la spiaggia di Sottomarina abbiamo Chioggia, che è un'altra chicca, come si diceva Caorle è una chicca nel suo, Chioggia assolutamente da non perdere. Ci sono stati poi importanti lavori del Consorzio Venezia Nuova che sono intervenuti, quindi hanno ripristinato anche il canale, i vecchi ponti, insomma è nuova di zecca pur mantenendo la sua integrità e la sua straordinario fascino, insomma una piccola Venezia. Pubblicità, poi torniamo naturalmente a vedere altri angoli nascosti delle nostre spiagge. E rieccoci qui. Allora, torniamo al mare e vicino al mare, tra l'altro Bibbione, che è una bellissima località, appunto l'aveva menzionata, eccetera, ha le terme, no? Sì, e questo non è da trascurare. No, assolutamente no, ma dicevamo prima, le spiagge del Veneto hanno questa caratteristica, nel senso ogni località ha le sue
particolarità, le sue peculiarità. E per che a volte si trascurano, non ci si dimentica perché si va per abitudine. Sì, no? esattamente, quindi pensare a una costa a 120 km di costa, che siano tutte uguali le località ed uniformi, così non è. Nel Veneto assolutamente così non è. E per quanto riguarda appunto la vicina Bibbione, in effetti Bibbione, località tra l'altro che in questi ultimi anni ha avuto veramente uno sviluppo importante anche sotto il profilo della qualità, ma importante per Bibbione è stato un investimento forte che hanno voluto fare sul termalismo. Quindi noi ci troviamo ad avere una località di mare, una località dove appunto si possono fare anche le terme. Ed è una cosa che ha avuto un riscontro molto, molto importante, perché tra l'altro ci si ritaglia anche diciamo una fetta di turisti che solitamente frequentano appunto altre località termali. Infatti tante volte ci sono veneti che non ne sono a conoscenza di questo, no? Perché non abbiamo radicato nella cultura il termalismo. Ma lo dicevamo prima, in effetti io credo che molti veneti non conoscano la propria regione, non conoscono la propria località. Come i romani che non conoscono la capitale, no? Quindi è la stessa Esattamente cosa. Sì, quindi bisogna assolutamente lanciare questo messaggio. Abbiamo una regione che è splendida, meravigliosa e ricca di tutto. Abbiamo delle spiagge che sono assolutamente invidiabili e invidiate, per cui dobbiamo assolutamente lanciare questo messaggio di maggior conoscenza e la possibilità di fruire in maniera maggiore appunto delle nostre località. Ecco, perché, chiesto un po' una domanda che faccio generica a voi, abbiamo questa concorrenza temuta non tanto del sud Italia, perché lì è un discorso anche diverso, per carità, ma della vicina Croazia, la Slovenia, dove abbiamo questo flusso di veneti che è frequente, quindi adesso poi che entra tra l'altro dal 1° luglio in Europa veramente crea dei problemi di competizione di non poco conto. Qual è il fattore secondo lei di attrattivo e quindi per il quale voi dovrete lavorare per riuscire a tenere fermo, diciamo, il punto di forza? Ma diciamo che la Croazia ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni, per cui dopo tutte le conseguenze, anche tra l'altro, che ci sono state anche a livello politico, no? In tutto quello che era l'ex Jugoslavia, sicuramente si è ricostruita anche su dei servizi innovativi, qualitativi e quant'altro. E si è lanciata all'inizio perché naturalmente faceva la concorrenza anche a livello di costo, di prezzo. Naturalmente sapevo benissimo che la tassazione che hanno in Croazia non è la stessa tassazione che abbiamo in Italia, di conseguenza quindi ci dovrà essere una regolamentazione. Si fa presto a fare concorrenza, ma noi la concorrenza, il fatto che i consorzi si sono consorziati, siamo diventati Venice Beaches, il fatto che tra di noi, ma ormai parlo da molti anni, comunicate, ma non c'è più la concorrenza. Caorle non è concorrente nostro, Jesolo non è concorrente di Caorle, noi siamo le spiagge del Veneto. La concorrenza ce l'abbiamo col mondo intero, sì, e questa è la differenza. Oggi l'utente che va sempre meno, tra l'altro anche in agenzia, va in internet, apre il suo computer e comincia a scegliersi la sua destinazione, comincia a scegliere la sua vacanza. Quando uno sceglie la vacanza, naturalmente prima della vacanza, prima di scegliere l'albergo, prima di scegliere dove vuole andare, sceglie la destinazione dove vuole andare. Per cui uno decide di andare in Turchia piuttosto che in Grecia, piuttosto che in Croazia o Spagna a farsi una vacanza, e lo decide su che base? Prima di tutto sulla base anche della possibilità economica che ha in quel momento l'utente. Oggi noi in Italia, adesso parlo a livello nazionale perché non è che siamo il problema, solo noi veneti, in Italia abbiamo il problema che abbiamo dei costi che per sostenerli non possiamo fare i prezzi che fanno magari altri. Ma anche alla luce di tutte queste certificazioni che ci sono, di tutti questi sistemi di sicurezza, dei servizi, eccetera, ogni cosa per noi è un costo. La stessa gestione della spiaggia, si parlava l'asporto rifiuti, deve essere fatto in un certo modo, in certi orari, con certi strumenti. Noi abbiamo delle regolamentazioni in Italia e di conseguenza che noi nella nostra regione, che purtroppo ci porta ad avere dei costi di gestione delle nostre aziende che sono superiori a quelli di qualsiasi altra azienda, chiamiamola così, concorrente all'estero. Ecco quale che è la difficoltà. La scelta delle destinazioni fatta dai nostri utenti oggi è quella, e poi
un po' tutto quello che in questo momento sta succedendo un po' in Italia, che la gente un attimino preferisce andare magari fuori che magari restare sul proprio territorio a spendere i propri soldi. Ecco, questa è un po' la cosa. Speriamo adesso la Croazia entra nella comunità europea, però non penso che da domani mattina abbiano una tassazione al 60-70% come abbiamo noi. Di conseguenza 70 imprenditori. Ecco, diciamo che noi ci salviamo ancora per l'arte, la cultura, per la tradizione, per tutto quello che abbiamo. Il turismo rimane, anche se nessuno gli dà il peso, questo ci teniamo a dirlo, penso anche noi colleghi, anche a livello governativo in questo momento qua sta dando il peso importante che ha l'industria del turismo. Vorrei ricordare che nel Veneto il turismo veneto fattura 15 miliardi di euro, facciamo 63 milioni di presenze turistiche. Non c'è nessun'altra industria che fa questo. E quindi deve essere mantenuta assolutamente. Per cui dobbiamo fare in maniera che il turismo diventi veramente la prima industria, perché nessuno ce la può portare via, non c'è nessun cinese che ci può prendere il nostro turismo e portarcelo via o copiarcelo o fare altre cose. Assolutamente. Una battuta di chiusura, siamo Sì, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di turismo, diciamo che adesso i paesi emergenti, i famosi paesi BRIC, Brasile, Russia, India e Cina saranno i nostri prossimi ospiti. Non c'è Croazia, non c'è altra parte, altra regione al mondo che tenga quello che può offrire il Veneto. Chi va in Croazia non è il turista che viene nel Veneto, chi va in Croazia e chi ha provato il Veneto e va in Croazia ritorna nel Veneto, perché quello che possiamo offrire noi è esclusivo. Battuta anche a lei? Sì, il messaggio forte appunto che lanciamo è anche rivolto alle istituzioni, perché in effetti l'industria del turismo ha bisogno di una maggior sensibilità da parte di chi ci governa e in questo momento io credo che risposte purtroppo non ne stiamo avendo. Allora, in attesa di risposte anche più certe e sicure, tutti le stanno aspettando sotto tutti i profili, quindi non solo le aziende del settore turistico, del quale il nostro Paese dovrebbe veramente vivere e puntare. Noi naturalmente vi auguriamo un buon proseguimento, avete visto quante opportunità ci sono e quante ancora vi dobbiamo presentare e offrire, perché ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le esigenze, per tutte le tasche. Buon proseguimento, grazie.